Buonasera, grazie per essere così numerosi e soprattutto per essere così entusiasti a seguire un'iniziativa che è nata, come dire, un po' per scherzo. Quando con De Feo e con la collega Barisoni abbiamo pensato che la mostra dedicata al ritratto dell'Ottocento fosse un'occasione più unica che rara per fare degli affondi su tematiche che di solito le mostre non ci suggeriscono in modo così puntuale. Infatti io ho subito colto ormai i dipinti per, come dire, ormai è una, così, un occhio professionale, non guardo sempre l'abito, la conciatura, il merletto e ho detto: "Perché non creare un ciclo di conferenze dove poter approfondire tematiche storiche, sociali, legate anche alla moda e al costume?" Devo dire che sia la presidente Maria Cristina Gribaudi, che ha colto e ha sostenuto questa iniziativa di cui porto i saluti, e la collega Barisoni assieme a De Feo, che è il curatore assieme a Barisoni della mostra dell'Ottocento, hanno subito annuito con entusiasmo, abbastanza. E devo dire che per me poi ospitarvi qui a Mocenigo, Centro Studi di Storia del Tessuto, del Profumo, del Costume, è un elemento ancora più importante, perché voi sapete che noi qui conserviamo 20.000 manufatti tra abiti e tessuti, una biblioteca e dei depositi aperti al pubblico. Su prenotazione e depositi la biblioteca aperta nei giorni feriali, da martedì a venerdì, accessibile a chiunque, poi un museo che in questo momento ha un'appendice legata agli abiti di Sugiò, ma che propone abiti della nostra collezione. Quindi a me spetta un po' di dare avvio a questa iniziativa, di cui sono molto fiera perché sottolinea anche il legame delle sedi. Quando si pensa a Fondazione Musei Civici, in realtà sfugge che siamo 11 sedi, ma siamo un'unica anima. Quindi Capesaro, la mostra sull'Ottocento, e il Riverbero qui a Palazzo Mocenigo, vicini, ma non solo dal punto di vista anagrafico, ma vicini anche dal punto di vista concettuale. Quindi io vi ringrazio, il calendario, gli appuntamenti sono numerosi, soprattutto molto interessanti, spero che ci rivedremo. Oggi avremo il primo capitolo, il cappello introduttivo, dove si parlerà sia del ciclo di conferenze, una la terrò io con il collega Zanini, parleremo della moda del costume e poi si parlerà anche della mostra. Io vi devo salutare, devo andare alla Mostra dei Fortuni. Oggi inauguriamo un'interessante esposizione di questo artista catalano, Joan Fontcuberta, una mostra che mi sento di consigliare perché è una mostra dove l'artista recupera delle lastre ammalorate del principe Chigi, figura interessante. Se avete tempo e voglia scoprirete un viaggiatore ma anche un uomo curioso, amante della cultura e soprattutto della fotografia, e Fontcuberta ha realizzato delle fotografie cogliendo dei dettagli in queste lastre ammalorate. Quindi io ancora grazie soprattutto ai colleghi, che non solo Elisabetta, ma colleghi dell'ufficio comunicazione, colleghi di Move Academy, che ovviamente questa iniziativa rientra in questo grande cappello di Move Academy, che ci tengo a sottolineare che è coordinata dal collega Pietro Luigi Genovesi, che ringrazio perché permette di dare anche in questo caso una compiutezza a tutti i legami con le istituzioni e anche alle iniziative come queste. Buon ascolto, beati voi che potete rimanere qua, però io ho avuto modo di ascoltare sia il professor De Feo che l'autoressa Barisoni, vi posso garantire che
so già che passerete le bellissime ore. Io vado dall'altra parte del Canal Grande e ancora grazie. Ringrazio la dottoressa Squarcina, non solo in veste di dirigente Area Musei, ma anche di padrona di casa di questo fantastico palazzo che ci ospita per contiguità, anche per motivi logistici. Io sono Elisabetta Barisoni, ma non rubo tempo a Roberto De Feo, volevo solo segnalarvi però, come anticipato dalla dottoressa Squarcina, come abbiamo articolato questo ciclo di conferenze che si terranno ogni martedì, tranne il martedì 13 febbraio, perché l'ultimo di Carnevale avremo il finissage della mostra di Chagall al Centro Culturale Candiani, che ho curato con le collezioni di Capesaro, quindi in questo caso vi aspettiamo l'ultimo di Carnevale a Mestre. Però tutti gli altri martedì saremo qui con voi, prima alla visita a Capesaro alle 15:30 con me il professor De Feo, con cui appunto abbiamo curato il professore dell'Università di Udine, un esperto ottocentista e non solo, e con cui abbiamo curato questo progetto espositivo che, se non avete ancora visto, vi invito a vedere in ogni occasione, oppure con noi i martedì. Prossimo martedì vi parlerò dell'Ottocento di Nino Barbantini, cioè dell'origine di questa mostra che venne concepita 100 anni fa esatti, non adesso perché siamo nel 2024, ma 101, nel 1923, e quindi l'abbiamo aperta a 100 anni esatti. Il 6 febbraio il bravo conservatore di Capesaro, Matteo Piccolo, ci parlerà di tutto quello che è entrato nelle collezioni del comune dopo quella mostra, perché veramente Capesaro passò da essere galleria internazionale di artisti contemporanei a museo, perché entrarono i pittori già morti e le opere dell'Ottocento. Poi, come anticipava Chiara Squarcina e Luigi Zanini, martedì 20 febbraio vi parleranno della moda nell'Ottocento, il merletto, i pizzi, tutto quello, la ricchezza che vedete in mostra. Il 27 febbraio Enrico Colle ci parlerà del viaggio negli interni veneziani dell'Ottocento, perché alcuni temi che abbiamo visto con il professor De Feo guardando i quadri sono questi mobili, queste decorazioni, un gusto di Ottocento che emerge in questi ritratti. Matteo Bonanomi il 5 marzo ci parlerà di due saloniere, di queste donne insomma intelligenti e intellettuali di Venezia ai primi dell'Ottocento, Giustina Renier Michiel e Isabella Teotocchi Albrizzi, cioè due bellissime figure di donne, ognuna per il suo verso. Elena Barbalic, martedì 12 marzo, ci parlerà del melodramma ottocentesco a Venezia, scandalo e censura. Ci sono molte attrici o diciamo dive, cantanti nella mostra, e quindi parleremo di queste protagoniste. E infine chiudiamo con un argomento a cui tenevamo molto sia io che il professor De Feo, il 19 di marzo, con Francesco Cigolini, che ci parlerà del sorriso dell'Ottocento, perché questi quadri non mostrano i denti, un problema appunto di storia della medicina, storia dell'igiene, della salute, e come vivevano, come erano in realtà queste figure che noi vediamo sulle pareti di Capesaro. La modalità di partecipazione alle conferenze è su prenotazione, perché c'è un numero limitato, come avete visto e capito, siccome vi siete prenotati tutti qui a Palazzo Mocenigo. Quindi io vi aspetto a Capesaro, a Mocenigo, al Centro Culturale Candiani, se vorrete vedere Chagall, in tutti i musei civici, come ricordava la dottoressa Squarcina. Grazie. Allora, intanto non posso che ringraziare sentitamente la Fondazione Musei Civici per avermi accolto e aver anche accettato questo progetto che ho lanciato prima all'amica Elisabetta, poi è stato come accettato da tutta l'organizzazione, perché gli anniversari sono sempre un'occasione straordinaria per poter riguardare il nostro passato, e in questo caso era un'occasione talmente squisita e croccante per un ottocentista quello di riguardare esattamente a 100 anni di distanza quello che fu una mostra che per gli storici e gli studi ottocenteschi
di tutto il secolo è stato un punto di riferimento fin troppo, nel senso che è stato una specie di Bibbia, di questo parleremo, per il catalogo e l'analisi delle opere principali di questo secolo. Un secolo che durante il Novecento è stato letto e guardato con una serie di problemi causati da una serie di argomenti che vorremmo affrontare insieme con voi. Prima di tutto perché l'Ottocento è un secolo che i veneziani come siete voi, perché credo che siete quasi tutti d'ambito veneto o veneziano, sanno bene che non è il secolo più amato dalla cittadinanza e dalla città, il secolo reietto, il secolo che nasconde e oscura il secolo precedente, il XVIII secolo, il Settecento, il secolo che incarna nell'immaginario l'idea di Venezia, no? Del mito, della gloria, del fascino di Venezia, e che viene, come dire, ad anticipare l'unità d'Italia quando Venezia finalmente può risorgere finalmente libera, e anche su questo è un concetto sul quale dovremo parlare, perché libera non andava a finire sotto un altro regno. Ma questa mostra è stata un'occasione di poter rileggere e leggere a vari livelli tutta una serie di problematiche. Il primo problema era quello di ciò che era stato il secolo XIX, ma per arrivare al secolo XIX bisognava arrivare a capire cosa era stato capito del secolo XIX da chi ne aveva scritto, cioè da chi era nato alla fine dell'Ottocento ed si era impossessato della letteratura e della voce su questo secolo, e cioè gli scrittori, gli storici che negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, 50, 60, perché sono stati longevi anche in gran parte, hanno scritto e parlato di questo secolo, tanto da lasciare delle pietre miliari, dei dogmi che sono quelli per i quali certi pregiudizi storici artistici di cui ancora noi siamo, diciamo pure, vittime, fa sì che questo secolo è quello orrendo che inizia con l'orrido Napoleone, quello che ruba i cavalli, quello che fa cadere la gloriosa Repubblica, è il secolo che fa praticamente terminare la millenaria storia della gloria veneziana, e che per fortuna con l'unità d'Italia può ritornare, perché la grande arte si ricollega con Favretto e con una serie di artisti che riguardano e ritornano a vivere il Settecento, finalmente facendo dimenticare questo buco nero che è il periodo, sono 7-8 decenni, che hanno come guida, come parola pericolosa, come brutta parola, la parola accademia. Quanto un dipinto era considerato ancora pieno di freschezza e genuino settecentismo, ancora voleva dire che era buono. Quando invece rappresentava e dichiarava un freddo accademismo, voleva dire che era lontano dalla grande memoria storica della tradizione veneziana. Quindi l'Ottocento è un secolo che è intriso di accademia, è intriso di questa istituzione che esisteva già nel Settecento, dalla metà del Settecento a Venezia, ma era una specie di scuola privata. L'Accademia di Pittura, Scultura e Architettura, Piazzetta, Tiepolo, sono quelli che danno il via, insegnano il nudo, insegnano però come in una maniera, una scuola quasi privata. Invece con l'arrivo dell'orrido Napoleone, Napoleone imperatore, si vuole allineare anche Venezia a questo sistema educativo e istituzionale che è l'Accademia, che viene istituita a Venezia come a Milano, come a Bologna, come a Parigi, quindi con dei concorsi per i docenti, con degli insegnamenti che sono ministeriali, e quindi allineandoli alla modernità, allineando alla modernità anche Venezia. Questa modernità che è un problema per chi poi alla fine dell'Ottocento vuole guardare questa cosa. L'argomento di cui oggi vogliamo affrontare e che voglio affrontare con voi è appunto questa volontà che vorrei di far togliere una cataratta su questo secolo e cercare di far riflettere sui motivi per cui noi non amiamo e invece per cui invece dovremmo amare, esattamente come diceva Barbantini, questo secolo che non indegnamente è stato memore e carico di stesse glorie, cioè non indegnamente ha continuato la gloria dei secoli precedenti. Nino Barbantini, di cui parlerà la settimana prossima
l'amica dottoressa e responsabile di Capesaro, con il quale è stato lavorare e lavorare è un piacere infinito, tanto che ho già nostalgia, ho quasi paura che finisca sta mostra perché spero che ce ne sia un'altra presto. Affronterà proprio il problema di questa figura centrale nella costruzione della civiltà novecentesca. Ma lui è stato quello che ha avuto l'avventura e il coraggio di proporre, e vi spiegherà lei il perché, in un anno esattamente dopo l'arrivo del fascismo, dopo la marcia su Roma, un progetto che viene proposto a fine di agosto, a fine di luglio del 23 al Comune. Il Comune accoglie immediatamente, anche perché capisce l'aspetto ecumenico e irredentista anche dell'operazione, perché si parla del ritratto veneziano dell'Ottocento, come era già stato fatto a Milano, a Milano, ma anche a Firenze. Ugo Ieti aveva fatto nel 1911 il ritratto italiano tra la fine del Cinquecento e l'Unità d'Italia, era per unire, come dire, i 50 anni, per commemorare i 50 anni dell'Unità d'Italia. Ma il ritratto veneziano dell'Ottocento era una novità che solo un ferrarese avrebbe potuto proporre, e un uomo che aveva già studiato l'Ottocento e che vuole in un mese e mezzo, cosa inconcepibile oggigiorno, preparare e montare al secondo piano di Capesaro, spazio che diventa espositivo, che va a dialogare con la collezione che stava diventando, come dire, permanente, e si occupa di allestire, prima di tutto di raccogliere attraverso ciò che stanno nei musei veneziani, l'Accademia di Belle Arti e le gallerie, le gallerie dell'Accademia di Belle Arti e il Museo Correr, ma poi coinvolge i direttori dei musei del territorio: Treviso, Padova, Vicenza, Belluno, Trento, perché siamo appunto dopo la Prima Guerra Mondiale, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso. Quindi e poi c'è Bassano del Grappa, cioè ci sono i direttori dei musei che vengono coinvolti, e in breve tempo potete immaginare la difficoltà, non come oggi che ci sono i fax, no, i fax, non ci sono neanche più i fax, ci sono già le mail, le telefonate, telefonate, lettere. C'è un box meraviglioso a Capesaro che ti fa ripiombare nell'organizzazione frenetica di questo mese, in cui Barbantini scrive agli amici, gli amici gli rispondono, chiama i proprietari privati per chiedere opere che arrivano al museo, e ce ne sono troppe, e fa arrabbiare certi aristocratici che si trovano che i quadri devono ritornare indietro e non gli rivolgeranno più le parole. Insomma, è stata un'occasione per ricadere in questo mondo che parla un secolo dopo, quindi con la voce del Novecento parla del secolo precedente. Quindi Barbantini era un illuminato, era un visionario, e meno lo saranno stati chi ha seguito l'opera di Barbantini, perché il problema dell'Ottocento è il problema come abbiamo detto, dell'Accademia, ma è il periodo della dominazione. Venezia cade nel 1797, cade non per mano di Napoleone, ma perché, diciamo, è la ciliegina sulla torta. Erano decenni, anzi più di un secolo e mezzo, che la decadenza politica e economica della città fece arrivare a quella fine. Venezia nel Settecento è stata meravigliosamente brillante dal punto di vista artistico, ma era un secolo di decadenza politica, assolutamente economica, ed era una specie di Las Vegas dove tutti venivano a divertirsi, e dove l'immagine che noi abbiamo del Settecento è l'immagine edulcorata, ripulita da un problema anche cristiano cattolico, che non faceva vedere cosa succedeva veramente nei conventi, e la libertà anche, come dire, sessuale, anche vogliamo parlare di un secolo che nell'Ottocento certo non si voleva ricordare le damine, la mascherina, la Tiepolo, però Tiepolo, che era stato ben coperto nelle nudità della Verità, che il tempo veniva che scopriva, gli affreschi che stanno anche a Palazzo Barbarigo, del tempo che scopre la Verità, nell'Ottocento erano stati nascosti nei seni della Verità, e questo è abbastanza sintomatico, perché l'Ottocento è un secolo bacchettone che nasconde quello che non vuole far vedere e illumina quello che vuole vedere. Questo è il problema di un secolo, quindi quello anche settecentesco, che è tutto da rileggere, perché è stato una mistificazione dell'Ottocento, del seconda metà dell'Ottocento. Ma l'operazione di Barbantini è quello di guardare il secolo
quello precedente, attraverso una serie di piccole monografie di artisti che partono dagli ultimi anni, diciamo, del Settecento per arrivare a Favretto, diciamo, i primi che arrivano da fuori, i primi maestri che diventeranno i docenti di questa nuova accademia, che daranno un nuovo avvio alla scuola veneziana per svecchiarne ormai decenni, diciamo del rococò e del barocchetto, che erano ormai obsoleti, quelli che torneranno di moda alla fine dell'Ottocento, ma con una rilettura alla fine, tra virgolette, moderna, non quello che fu veramente. Rileggere il Settecento oggigiorno è una cosa molto più difficile di quello che si può immaginare. Noi crediamo di conoscere più il Settecento dell'Ottocento, ma noi conosciamo quello che l'Ottocento ha inventato del Settecento. Quindi l'operazione è ecco quella di, come dire, togliere anche lì determinate cataratte e riguardare il vero secolo, che senza l'aiuto delle arti sorelle e delle altre discipline come la musica, senza parlare di teatro, di musica, nel Settecento e l'Ottocento è possibile. Senza parlare di filosofia non è possibile comprendere l'Ottocento, come ancora di più il Settecento. Quello che vedete è una delle sale di Capesaro che è stato allestito, è una foto del 23, di come era concepita. Noi abbiamo solamente 2 foto e mezzo, diciamo, degli allestimenti della mostra del 23. Cosa è stata la nostra operazione? Barbantini raccoglie freneticamente 50 autori, opere di 50 autori, 242 opere di 50 quelli che lui ritenevano 50 autori rappresentativi del ritratto veneziano dell'Ottocento, per quello che si poteva sapere. E quindi va attraverso i nomi delle firme e attraverso quanto i direttori dei musei gli mandano dall'esterno. Questo vuole dire che le firme funzionano, quello che mandano i direttori invece ci accorgiamo, studiando questa occasione, che spesso erano un agiografico e entusiastico invio di nomi che servivano a glorificare il paese a Venezia, quindi nomi inventati dai direttori e per aumentare la gloria degli autisti autoctoni. Ma come in questo caso, questa è la seconda immagine dell'allestimento, ne abbiamo solo pochi, come abbiamo detto, mostra come l'idea di allestire un'idea di casa ottocentesca è diverso da quello che è l'operazione museografica che abbiamo fatto noi, però cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato il vecchio catalogo del 1923, molto stringato, dove c'era per fortuna un saggio di Barbantini, per ordine alfabetico da Astolfoni fino a Zona e poi gli anonimi, cioè quelli che non avevano dei nomi veri e propri, un catalogo con alcune opere degli artisti messi per ordine numerico ma in ordine alfabetico, gli autori per ordine alfabetico e poi numerati tutte le opere dall'1 fino al 242. Usando questo catalogo, che è stata la nostra Bibbia, la nostra ossessione per 2 anni, abbiamo cercato di recuperare tutte le scelte di Barbantini il più possibile per poterle riproporre, rileggere, ristudiare e riavere una visione di ciò che è stata l'idea dell'Ottocento nel 923, ma per recuperare che cos'è stato veramente cioè cos'è stato veramente questi 8 decenni del secolo. Barbantini si ferma al 1880, al massimo le ultime opere sono 82, perché se no si voleva parlare veramente di una cosa di 40 anni prima. Si parlava di artisti che erano ancora viventi, arriva a trattare Favretto, Zona, artisti che sono comunque gli epigoni di un mondo che più non fu. E poi Barbantini arriva nel momento del post bellico. Bisogna capire cosa è successo dopo la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è fatta di morti, di tragedie, e comprendere cosa c'era stata come cesura da questo secolo, di questo momento, e poi contro chi avevamo combattuto. Il Piave mormorò, non passa lo straniero, era stato l'Austria. L'Austria che, va ricordato, siamo stati noi ad andare ad attaccare, non è vero che noi siamo andati di far contro il nemico una barriera, era stata l'Austria a dover, come dire, difendersi dal nostro attacco. Dopodiché con Caporetto la Germania l'Austria si fa aiutare dalla Germania più potente e ci sbatte in 2 settimane da Caporetto al Piave. La storia va letta veramente per quello che è e non quello che fu
ed è spesso una rilettura agiografica. Comunque il nostro lavoro è stato quello di, prima di tutto, di recuperare il più possibile le opere scelte da Barbantini. Questa è stata un'operazione molto entusiasmante, perché al di là di ciò che era già nei musei ed era confluito poi dopo la mostra per cessazioni, donazioni ai musei, con ancora le attribuzioni del 1923, quasi sempre, perché questo libretto è rimasto una Bibbia, questo del catalogo del 23. Poi c'è stata l'occasione di andare con ostinazione, cosa che non è terminata, alla fine di questa chiacchierata vi racconterò, sì, anche questi, per esempio opere che, come queste sono di questo pittore che si chiama Lattanzio Querina, pittore lombardo bergamasco, che è uno dei primi maestri stranieri che vengono ad importare un nuovo gusto naturalista a Venezia, a svecchiare il mondo tardo tiepolesco, ed sono due ritratti molto interessanti che si vedono dal 78, che non si vedevano. Questi sono i ritratti di questi due protagonisti della cultura trevisana, un intellettuale e la sua moglie, Agostino Fapanni, che vengono vestiti e con gloria, vengono glorificati in questo ritratto del 1808, perché sono andati l'anno prima ad onorare Napoleone, come tutti gli aristocratici, quando arriva sotto l'arco trionfale costruito da Giuseppe Borsato sul Canale Grande come imperatore trionfante, nuovo governatore dopo il primo governo austriaco. E quindi i veneziani sono felicissimi che arrivi il nuovo potere, nella speranza che questo possa portare loro potere. Quando poi dopo nel 14, nell'aprile, cade Napoleone e arriva di nuovo il governo austriaco, e arriva l'imperatore Francesco I, quel governatore, tutti i veneziani sono proni e felici dell'arrivo dell'imperatore d'Austria, di questo nuovo papà, perché finalmente l'orrido Napoleone è passato e adesso c'è un nuovo governo. Chiaramente nel 48 c'è Daniel Manin che combatte contro questi austriaci, c'erano stati Moti Carbonari, c'erano stati momenti, ma tutte le famiglie veneziane avevano la croce dell'Ordine di San Leopoldo, come si vede nei ritratti. E ritorna il terzo governo austriaco. Vi faccio un po' di date provocatorie, fino all'arrivo nel 66, e vedremo delle immagini di quando con il plebiscito anche Venezia si unisce al regno sabaudo, non torna libera Venezia, diventa sotto un nuovo governo. Però la letteratura sabauda ottocentesca ti fa credere che sia finalmente libera. Non è libera, è sotto un altro governo. E chiaramente dopo la prima guerra mondiale parlare dell'Austria, che era quella di cui ci eravamo liberati nel penultimo, come dire, governo, e poi è stata il 46 dopo la seconda guerra mondiale, ci siamo liberati dei Savoia, no? E questa è l'Italia, e questo è l'approccio, come dire, anche che va letto in controluce per capire cosa si scriveva e si scrisse nelle varie epoche e come si poteva essere oggettivi, obiettivi e onesti per guardare e parlare dei momenti diversi. Chiaramente chi ha studiato l'Austria parlava male di Napoleone, chi ha guardato Savoia parlava male dell'Austria. Cioè, quindi questa realtà ha creato, come dire, una letteratura che si è fondata poi sul problema di ciò che succede nell'Ottocento con la Restaurazione, con il Congresso di Vienna, quando dopo il secolo, che è rappresentato in questo quadro meraviglioso di Pellegrini, di Domenico Pellegrini, che è l'ultimo, è un quadro della Galleria Accademia, un quadro meraviglioso che rappresenta un incisore, ma è un quadro che è figlio del Settecento, con questa pittura atmosferica, con questo gusto pienamente di un settecentesco, e Barbantini lo mette come fine di un secolo, e come invece è, come dire, immediatamente cambia ecco, ci fermiamo su questa immagine, e questo quadro è stato fatto pochi anni dopo, nel 1808, e la famiglia Cicognara, la famiglia del direttore, presidente dell'Accademia, dipinto da Hayez, che rappresenta il conte Cicognara, suo figlio, che era un bel simpatico criminale, la seconda moglie, il mito di Canova che aleggia, no? E in mano questa stampa simbolica della allegoria della religione. Il Settecento è stato il secolo della dea ragione, dell'illuminismo. L'Ottocento, con il ritorno della Chiesa che si impossessa, grazie all'aiuto anche della cattolicissima Austria, del potere mentale, culturale
e filosofico del mondo. Il cittadino onesto era religioso, era quello che andava a messa. Tutti i necrologi che leggete dell'Ottocento si basano sulle virtù dell'onesto cittadino religioso e la fede. La fede e la religione e questa statua è quella che voleva scolpire Canova da regalare a San Pietro, non gli verrà realizzata, ma rimane l'oggetto, il simbolo di quanto alla quale ci si attaccherà come idea. E quindi insieme alla fede, insieme alla religione, voi leggete, a me capita di leggere i necrologi e certi omelie dei preti delle campagne come quelli del patriarca, cioè era una specie di mantra, questa parola religione veniva ripetuta. L'ho trovato in un testo scritto da un prete del Friuli di Clauzetto, che faceva la messa funebre per un pittore che in mostra, come dire, in memoria di quello che aveva dipinto il soffitto di Odorico Politi. La parola religione ripetuta 18 volte in 4 pagine. Dovete immaginare chi era nato nel Settecento, nell'epoca della libertà intellettuale, nella certa anche, come dire, spregiudicatezza, non dico atea, ma abbastanza pagana, che come a Kabul le ragazze che sono ora e erano nel 1968 in minigonna si ritrovano a dover essere religiosamente, come dire, adesso velate, e dopodiché invece il cittadino che si divertivano, le suore che facevano, ad essere. Quindi questa nuova visione religiosa ha costruito i testi sacri dei maestri, di chi scrisse queste cose nel Novecento, no? E quindi i sacri testi dei grandi storici dell'arte sono quelli che poi rimangono agli allievi. Io che sono un universitario mi è sempre detto: ma chi è il tuo maestro? Ma il tuo maestro? Io che sono un po' ribelle, diciamo, e soprattutto ho avuto dei pessimi maestri, meravigliosi per certi aspetti, ma posso dire di aver avuto delle figure abbastanza complesse, e l'idea è che come in psicanalisi il maestro devi, cosa si dice in psicanalisi? Devi uccidere il padre, lo devi uccidere, non è che lo devi uccidere veramente, ma devi superarlo, devi combatterlo per andare a vedere, per andare avanti. È vero che la storia dell'arte e le scienze, come dire, così umanistiche non sono così pericolose come le scienze come la medicina, l'ingegneria, quindi ci si può permettere di parlare dei maestri. Vogliamo vedere se in medicina un chirurgo, non so, dice: il mio maestro aveva detto che non si poteva fare la sutura, oppure un ingegnere, no, ma il ponte non si può mettere il metallo, perché allora, finché si fanno, come dire, sono problematiche così leggere, no? I maestri hanno la possibilità di essere glorificati, ma invece io che sono più figlio dell'illuminismo, mi occupo di Ottocento, ma ho un approccio più illuminista e sono legato alla Dea Ragione, preferisco guardare questo secolo, quello che faccio, con una spietatezza che implica una conoscenza di ciò che è stato. Ecco che di conseguenza i primi decenni dell'Ottocento, i quadri che abbiamo visto nella Sala Verde, chi è stato prima con noi o chi ha già visto la mostra, ha visto una sala del colore napoleonico, ha mostrato le partenze, come dire, che saranno la guida dei grandi protagonisti come Hayez, che è il nome che tutti ormai conosciamo perché è diventato, come dire, di moda, perché per una serie di fortuna critica è il nome che conosciamo meglio dell'Ottocento, ma non è detto che Hayez sia l'unico grandissimo, straordinario artista, un veneziano che finisce a Milano nel 20, è uno che ha visto la protezione di Canova, di Cicognara, ma è anche un pittore che era diventato amico e sodale di un bolognese che viene a Venezia, Lodovico Liparini, il cui nome a voi dice poco, ma che è invece un grandissimo protagonista che sarà l'Hayez a Venezia fino alla sua morte, fino al 1856, maestro anche delle generazioni successive. Allora, il prendere in mano i 50 autori di Barbantini questo è un quadro meraviglioso di Lipparini che dipinge il maestro Cicognara. Riprendere in mano i 50 autori di questo cataloghino, che aveva pochi dati, aveva il nome dell'artista, 2 notizie, 3 righe, i nomi dei quadri come si conoscevano, come erano stati mandati dai musei, con per fortuna i nomi dei proprietari, è stata l'occasione per andare a ricercare i discendenti dopo 100 anni di questi proprietari, per cercare di ritrovare, ed è stata un'avventura per 240 quadri che è arrivata a farcene trovare 180. Abbiamo fatto delle aggiunte, perché certi artisti come Napoleone Nani
era un artista che era rappresentato da un dipinto, il dipinto non è stato trovato, dice no, Barbantini voleva napoleoniani, abbiamo trovato un capolavoro di napoleoniani da aggiungere, e poi abbiamo messo, no, dei pezzi che sono come dei risarcimenti o a cose come per Hayez, certi nomi sono stati spostati, perché quello arrivo, oppure perché non c'erano. Allora, dando per presunzione l'idea che se Barbantini avesse visto questi quadri di quegli autori li avrebbe messi, faccio ridere perché dovete sapere che Barbantini è morto nel 56, mi pare, e la figlia ha 99 anni ed è ancora viva, la nuora ne ha 101 ed è ancora viva. La nipote che ha conosciuto il padre, il nonno che aveva due mesi e poi era morto, mi chiama nonno ormai a me, perché io dico tu sei il nuovo Barbantini, quindi ho questa signora che è un po' più grande di me che mi chiama nonno per ridere, perché dice che sono diventato il nuovo Barbantini, ma mi sono talmente, come dire, infervorato che passano spesso anche le notti a cercare nei testi, ma soprattutto internet ci aiuta un po', ma non è che in internet troviamo i nomi delle persone che potrebbero essere quelle che hanno, e quindi giù mandare lettere, telefonate, e poi scoperte ogni volta meravigliose che però non sono terminate. Ci sono una serie di opere di cui farò vedere poi le immagini in bianco e nero, perché noi abbiamo questo, ecco, man mano parleremo anche di questo, vi parlerò anche di quello che non abbiamo trovato, ma arriviamo a parlare di quello che è stato trovato, perché le problematiche che sottendono a questo secolo e alla mostra è questa visione, posso sinceramente dire, miope e faziosa del Novecento sul secolo, cioè causata dalla Prima Guerra Mondiale, causata da questo approccio, chiamiamolo cattolico, che ha dato, come dire, un taglio ben preciso, è causato dalla mancanza di con questa idea del nuovo settecentismo che era vero invece che l'Ottocento che era falso. Aveva fatto sì che le opere venissero lette anche nei decenni, cioè la critica va avanti per forza, ma non può fermarsi a quello che è stato detto dai maestri, perché i maestri erano pieni di pregiudizi loro, cioè, ma io stesso spero e immagino che sarò corretto, io stesso attribuzioni, opere che avevo dato a dipinti, mi sono contraddetto, mi sono corretto, ho cambiato attribuzione che avevo dato io, avendo sotto la visione di 240 opere, una visione molto più ampia alla fine di un secolo e di una mentalità. Se uno studia un problema di un secolo come la pittura, non può non conoscere anche la medicina, diciamo, in questo caso, quindi ne sentirete parlare anche di problemi di denti, ma musica, teatro, letteratura, politica, cioè sono le arti e le discipline che ti portano a comprendere soprattutto temi come il ritratto. Il ritratto fa vedere facce, fa vedere esistenze, è uno specchio di una realtà. Il paesaggio, volendo, sapete, ci si può anche relazionare in maniera diversa, ma quando si trova un ritratto come questo, che è un ritratto che è devo dire, è un ritratto al quale siamo particolarmente affezionati, perché ci è stato prestato dalla proprietaria che è mancata poco prima della mostra, sapeva di stare molto male nonostante questo ha voluto concedere la serie di ritratti di famiglia alla mostra e anche di farli ristudiare, nonostante quello che è stato detto fino ad ora, che ha cambiato data, ha cambiato i nomi, non tanto i nomi dell'attribuzione quanto le epoche e i soggetti, chi erano, chi non erano, non i nomi quanto i loro ruoli. Allora un quadro come questo, che fino adesso è stato visto come il ritratto di quella signora lì, quella anziana, con la famiglia che è la sua discendenza, ma perché? Perché i proprietari erano i Palumbo Fossati, quindi era Isabella Fossati con la famiglia Fossati. Non è vero, perché se tu vedete un uomo con la moglie e le figlie e poi vedete anche una signora anziana sul lato, forse c'è un'immagine successiva dopo, forse, non lo so, vediamo cosa abbiamo. No, niente, non c'è l'immagine. Comunque, tornando a quell'immagine lì, quel quadro lì è un quadro che rappresenta una serie di persone che non ci sono più perché sono morte o perché non erano dove dovevano stare. Un dipinto come questo era collocato nella casa di famiglia e rappresentava chi non c'era. Questo è il problema fondamentale del ritratto borghese dal 1840 in poi, 35-40. Oggi siamo abituati all'idea che un ritratto ci rappresenta chi c'è, invece rappresentava spesso
in ambiti borghesi, chi era morto o chi era lontano o morto era la stessa cosa. Il ritratto restituisce la vita. Il problema del cattolicesimo è il corpo, non è l'anima. L'anima è un'intera inventata da Platone, rimessa in mano e messa a punto da Agostino, da Sant'Agostino, ma il problema della resurrezione del corpo, il problema del corpo di Cristo, il corpo è un'ossessione ottesca e, come dire, cristiana, che fa sì che il dipinto restituisca fisicamente un corpo, mentre, e qui è uno dei problemi, la fotografia che viene inventata nell'Ottocento, che a Venezia immediatamente viene accolta dagli studi dell'Accademia come oggetto di supporto alla pittura. Il presidente dell'Accademia, Selvatico Estense, già nel 1942 dice ai pittori: usate la fotografia come base per i ritratti, perché è una nuova tecnica che permette di lavorare non solo con le maschere funebri e con i racconti dei parenti, che volevano il ricordo immortalato in gran parte dell'estinto. Se fino al Settecento i ritratti erano degli aristocratici che si glorificavano, il ritratto borghese era fatto in gran parte di persone che non c'erano. Quindi la nonna, per esempio, che noi sappiamo dai documenti che era stata già ritratta da morta, il figlio chiede una serie di copie del ritratto fatto a memoria, perché sappiamo quando è morta, sappiamo quando è stato pagato, 3 copie da distribuire alle sorelle. A una delle sorelle, alla quale era morta, cioè a lei, quella bambina vestita di rosa, viene fatto il quadretto anche con la bambina, viene spedito in Francia. Questi abitavano in Francia, sono venuti una volta a Venezia. Il quadro da tenere in casa era della famiglia Fossati, che a Venezia esisteva matericamente insieme alla nonna, insieme alla bambina morta. Cioè, il problema è che immediatamente fa inorridire come morta. Ma sì, ma perché il problema della morte non è che poi sarebbero stati morti anche dopo, non è che sarebbero rimasti vivi adesso. Immediatamente fa inorridire perché è un problema sempre, come dire, cristiano, la morte, la vita, mentre l'idea che era stata inventata nell'Ottocento, seconda, è che la freschezza, la vita impalpabile della pittura del Settecento immortale, cioè è vita, l'Accademia è morte. Dopo la Prima Guerra Mondiale ciò che parlava di morte era inaccettabile, inaffrontabile, e quindi diventava freddo accademico. L'Ottocento è il secolo dei sepolcri di Foscolo, è il secolo delle steli funebri di Canova, ma con una vitalità tutto questo, è un afflato romantico che non si può non considerare e conoscere, quindi va riletto questo secolo sfrondando la mentalità, come dire, anche ipocrita sul concetto della morte. I pittori che dipingono erano esperti di dipingere da cadavere. Grigoletti era esperto anche in questo. Quindi tutto quello che è stato scritto, il pittore, la freschezza, non vi dico cosa è stato scritto di quella bambina, la giovinezza di questa bambina che ci guarda conscia del suo ruolo di modella. È un'invenzione, vedete che sono in fondo dei ritratti, tranne lei, la madre, di cui era stata veramente ritratta e di cui esiste in mostra il ritratto come dire, a mezzo busto. Il marito non è mai stato a Venezia, ha sotto la divisa, si vede appena la spallina, è appoggiato, era fatto su una sciabola. Questo vestito era il vestito di un capitano del Genio che aveva la croce la Légion d'honneur, ma non era, si era stato detto che era un colonnello napoleonico e gli avevano nascosto, non era del napoleonico. Io sono andato a studiare quando lui prende la Légion d'honneur con la restaurazione di Luigi XVIII, quindi era un amico degli austriaci. I nipoti, dopo, questo è un quadro del 1840, è sempre stato detto 29, ma perché io dico cambio l'attribuzione, vi faccio capire come funziona. Trovando il libro dei conti del pittore, che va dal 1830 al 1840, dove si scriveva ogni virgola che prendeva e spendeva, se questo quadro non c'è e ha delle caratteristiche che sono post 1835, deve essere per forza dopo il 1840. La bambina, questa che salta, allora, parlando di questo signore è vestito di nero perché gli hanno fatto il vestito sopra, perché sotto era vestito da militare, ma il vestito da militare è quello che nel 48
la sua divisa era quella che i nipoti andavano a combattere. Quindi i nipoti avevano in caso il quadro, hanno detto, probabilmente lo stesso pittore, per favore gli dai lo fai diventare in marsina nera, lo zio, perché a noi di avere il nemico in casa che siamo andati a combattere non lo vogliamo. Quindi capire la storia, capire le date è importante per leggere anche che questa ragazza che balla e la madre ce la fa vedere, perché i gesti vanno intuiti. Lei cosa fa? La vedete che è più alta delle altre, vedete che è vestita di bianco, cosa fa secondo voi? Sta danzando, sta saltando, perché nel 38 trionfa alla Fenice il balletto e le Ballet Blanc, la Sylphide, il primo balletto dove le ballerine stanno sulle punte e tutte le ragazze di buona famiglia studiavano, queste venivano dalla Francia, da Parigi, studiavano danza, e quindi lei è quella vestita di bianco con un bel nastro azzurro. Piccolo dettaglio, il colore delle bambine è l'azzurro, il colore del nastro della Vergine. Il rosa fino al Settecento, il rosa shocking, è il colore della virilità ed è il colore che si mettevano i condottieri in battaglia. Sarà una nurse degli anni 20 americana che si inventa l'idea del rosa da una parte e il maschio, ma ignorante, creando questo disastro civile per il quale tutte le bambine ormai sono disgustosamente vestite di rosa e tutti i maschi appena vedono è da femmina, ecco, quando invece dovrebbero capire che è esattamente il contrario. Quindi sapete, allora, questo è uno dei 240 problemi. Questo è lo stesso pittore, questo arriviamo al grande, questa è la padrona di casa fotografata a rovescio di Ungheria, e questo è un quadro che era considerato di Grigoletti, dello stesso pittore. Il maestro, che è lo stesso che ha dipinto il Conte Cicognara, è un quadro che è confluito nelle collezioni di Capeso, è un quadro che mi è servito di base ancora prima della mostra per comprendere che esisteva un artista negletto, dimenticato e misconosciuto, che è il grande protagonista della pittura veneziana dal 1820 al 1856, quando muore, è il nostro Hayez, amico di Hayez, quello che studia insieme ad Hayez, quando Hayez nel 1820 va a costruire la sua gloria a Milano, lui la costruisce a Venezia, è il pittore della grande aristocrazia di questo è il capo della comunità ebraica, questo David Mauro Gonato, con una confusione con uno che si chiamava Pesaro Marogonato, che era suo nipote. Non vi sto a raccontare tutti i quadri perché sennò ci finiamo dopo domani. Però questo ritratto, ristudiandolo, mi ha permesso di rifocalizzare il più grande pittore veneziano dell'Ottocento, per quanto riguarda i ritratti, che si chiama Lodovico Liparini, a sua volta genero di Matteini, il maestro che abbiamo nominato prima, e che sarà l'antenato anche di Gino Rossi, il grande pittore del Novecento. Questo signore era un bolognese che arriva a Venezia ricco, brillante, aveva già dipinto i generali austriaci, aveva dipinto Caroline Murat, Elisa Bacciocchi, aveva dipinto i più importanti nomi dell'aristocrazia italiana ed estera, che sto ritrovando ora, ma che proprio avendo dipinto i ritratti degli austriaci con l'Unità d'Italia e non firmando, quasi tutti i suoi quadri sono finiti ad essere i capolavori di Grigoletti, di qualcun altro che, soprattutto dalla provincia, aveva la gloria di spingere, come dire, il proprio pittore, cosa che un bolognese a Venezia non c'era. Questo pittore, Lodovico Liparini, che sarà l'oggetto del prossimo, come dire, studio mio, è colui che praticamente quando muore nel 56 giovane, viene portata la sua bara sulle spalle dai più grandi pittori che saranno quelli della generazione successiva, Zona, Giacomo Casa, Moretti Larese, i nomi che poi faranno la storia della civiltà del secondo Ottocento, e 15 anni dopo la sua morte gli fanno un monumento alle Gallerie dell'Accademia, il cui busta è in mostra. Ma se un professore dopo 15 anni gli fanno il monumento, vuol dire che è stato veramente importante, perché di solito è passata la moda, non conta più uno. Quindi questa figura è totalmente dimenticata. Dico Hayez, lo sapete, vi dico Grigoletti, lo sapete, Lodovico Liparini, che è diventato Ludovico, il più grande, ve lo garantisco, e lo scoprirete vedendo in mostra ma anche vedendo il catalogo, è il più sottile, sofisticato artista che ha avuto a che fare con tutto, possiamo chiamare il jet set, che viene chiaramente dimenticato e offuscato nei decenni successivi perché aveva avuto la colpa di aver lavorato con i poteri precedenti, e poi i suoi capolavori finivano ad uso e consumo di chi se ne è impossessato. Quindi una rilettura
di un artista, ma anche di tanti altri, è stata questa occasione. Il problema quindi della morte, il problema che era un tabù, il problema Ecco, questi sono i ritratti di Parini dove, vedete... sì, no, ci sono, non ce li hanno dati. Sono due quadri di Metternich e il governatore di Venezia, il conte Kolovrat. Cioè, chi dipingeva questa roba qua? Volete immaginare come poteva essere apprezzato? Immediatamente c'era il pregiudizio morale sulla cosa, no? Facendo una carrellata, perché poi volevo arrivare anche vi faccio vedere dei casi studio, no? Questo per esempio è un ritratto meraviglioso di questa, una scoperta a metà, nel senso che fa parte di una collezione privata, era stata messa in mostra nel catalogo, che aveva anche degli erroretti, c'era scritto olio su tela, maniera di Canova, e c'era il nome di una cantante. Ho detto, ma perché metto il nome di una cantante che era morta 20 anni prima rispetto a quel busto? Insomma, mi metto a studiare, non ho ancora trovato chi è l'autore, chi è lo scultore straordinario, ma sono riuscito a capire che il soggetto è Maria Malibran, la famosa cantante di cui abbiamo il Teatro a Venezia, che era morta nel 1936 cadendo da cavallo, simbolo di bellezza per 10 anni. Maria Malibran è il simbolo della bellezza europea. Questa pettinatura con i tirabacci, questo gioiello in fronte chiamato la Ferronière dal quadro di Raffaello, della Belle Ferronière, diventa questa crocchia di capelli, lo stile delle donne eleganti che in mostra ne vedrete certe, quindi sappiamo anche le date, colleghiamo anche con la moda e le pettinature, l'epoca, no? Più o meno, se non abbiamo la data precisa, ed è un capolavoro che ci fa capire come la bellezza diventa stereotipo e come un dato divertente che ho conosciuto attraverso lo studioso della Malibran, perché ogni volta vado a chiedere agli specialisti, ho chiesto, ma secondo te è lei sì, c'ha il neo, la pettinatura, mi racconta che questo studioso che ha fatto un libro, adesso una monografia sulla Malibran, che quando la regina Vittoria fu incoronata nel 1936 non era bella, ma aveva bisogno di un'immagine da divulgare, si è impossessata dell'immagine che girava della Malibran, stessa pettinatura, stesso tirabacci, anche delle statuette che venivano fatte nello Yorkshire della Malibran, così potevano immaginare il poster di Marilyn Monroe che abbiamo adesso. È la prima diva, l'Ottocento inventa il divismo della canzone, anche delle cantanti. La fabbrica produce le statue che prima erano della Malibran e diventano della Regina Vittoria aggiungendo un pezzetto, una corona. Quindi la mistificazione, se uno non va a studiare queste robe, chissà quante cose ne emergono. Questo sono pittori, questo pittore Felice Schiavoni, altro straordinario pittore della seconda generazione, un pittore meraviglioso che è tutto da scoprire, era chiamato il Raffaello di Venezia. Questo è un quadro che sta a Felice Schiavoni, figlio di Natale Schiavoni, sono 3 fratelli, un padre, 2 fratelli e una nipote, è una dinastia di pittori, vivevano a Palazzo Giustiniani dei Vescovi. Liparini viveva in tutto il piano nobile di Palazzo Morolin, cioè questi avevano, come dire, una realtà operativa. Ecco, Grigoletti vive a Venezia, ma Grigoletti mandava i soldi alla sorella contadina Arorai di Pordenone. Liparini aveva a che fare con la Duchesse d'Angoulême, che la figlia di Luigi XVI, quando veniva anziana a Venezia, andava da lui a casa. Quindi è chiaro che quando vedete dei ritratti di aristocratici, andavano da Liparini, non andavano da chi faceva pale d'altare e ha fatto i ritratti dei parenti contadini. Bisogna anche capire l'aspetto sociale e della qualità, cioè che poi non c'entra la qualità. Grigoletti è un pittore straordinario, ma l'aspetto sociale dell'arte è fondamentale per arrivarci. Questo è il ritratto che il padre fa di Felice Schiavoni, quadro meraviglioso, e fece anche il ritratto dell'altro fratello, Luigi, ma l'abbiamo perduta. Questa è una storia molto divertente. Il quadro che è un quadretto piccolo che è stato fino adesso considerato un quadro, è il ritratto di questa arpista Guyon, è un quadro che sta al Museo di Treviso, dipinto da una donna. Abbiamo anche due o tre donne, c'erano 2, ce n'è rimasta una, perché questo era ufficialmente in mostra, arriva come ritratto di questa Rosa Bortolan, pittorice trevigiana. È il ritratto di questa arpista Guyon, quindi
Rosa Bortolano, io vado a vedere gli altri quadri di Rosa Bortolano, fa pallone d'altare, e ho dei quadroni storicistici che nulla hanno a che fare con questa miniaturina squisita, perché è un quadretto che è alto 25 centimetri, un ovalino. Allora continuiamo a vedere prima di tutto, cosa che non era mai stato fatto. Era divertente perché le studiose donne si erano impossessate immediatamente della, come dire, femministicamente, una donna che dipinge una donna, e quindi era diventata come una specie di entusiasmo femminista. Piuttosto che Rosa Bortolano non aveva questa qualità, Rosa Bortolano non era, primo, secondo, vediamo questa Guyon, ma questa Guyon era una che trionfava nel 1808, dico ma scusa, questo è un quadro del 1860, è una giovane, non tornano i conti. Comincia a farla breve, a studiare, a capire, che capisco che questo quadro era entrato al Museo di Treviso anonimo, senza nome, ma era stato il direttore, Bailo, il direttore del Museo di Treviso, l'abate Bailo, che siccome un libro aveva scritto il direttore, il presidente del Conservatorio di Venezia, aveva detto che il Museo di Treviso, il Comune di Treviso, non aveva glorificato, anzi non aveva fatto neanche la tomba a questa arpista Guyon, che aveva lasciato tutti i suoi beni alla città di Treviso, ha detto guardate che disgraziati, questa vi lascia tutto e neanche. L'abate, per non far fare brutta figura al municipio, dice sapete c'è questo quadretto di un arpista, noi gli diamo il nome di lei, dice non è vero che non l'abbiamo glorificata, è vero non l'abbiamo fatto la tomba, ma l'abbiamo messa in museo, e più poca spesa tanta resa, gli diamo anche il nome di una pittrice trevigiana, Rosa Bortolano, doppio favore. E questo è rimasto fino a che io non ho preso in mano la cosa, allora, lei non era Rosa Bortolano, ma la cosa divertente è che in catalogo risulta anonimo, ma quando l'abbiamo messo vicino ad un quadretto che era appena arrivato dalla cassa di Felice Schiavoni, messo vicino ci accorgiamo che è un Felice Schiavoni meraviglioso, sarà un aggiornamento che faremo con un convegno futuro di ciò che sono le novità emerse dalla mostra, perché in corso d'opera mi sono accorto che questo è un quadro stupendo del Raffaello di Venezia e non di Rosa Bortolano, anche poveretta, non è che fosse, aveva altre qualità, era buona. Ecco, qui vedete questi sono ambienti come quel quadro che è delle Gallerie dell'Accademia, meraviglioso, un quadro che trionfa su questo colore blu Sèvres. Abbiamo fatto questi interni, l'idea del vaso di Sèvres blu, no? Se pensate a questi interni borghesi della metà dell'Ottocento, cupi, scuri, no? E però carichi di significato comunque. E questo è il busto della Giustina Renier Michel, quella di cui parleremo, sono queste protagoniste donne che in un secolo difficile comunque a Venezia hanno avuto una fama importante, lei e l'Elisabella Teotocles-Brizzi, di cui ho trovato il ritratto e che non era stata messa in mostra, ma che all'epoca invece sicuramente Bantini, do per scontato, avrebbe scelto. Un altro problema, un altro quadro che è stato, come dire, una questione complicata, è stato finora considerato l'autoritratto, l'unico ritratto e autoritratto di Ippolito Caffi, grande pittore veneziano, di cui abbiamo la Querini Stampalia, dei dipinti meravigliosi, abbiamo tutta una serie, anche qui a Capesaro, ne abbiamo lì a Capesaro, i musei civici ne hanno tanti, sono però vedute, sono tutte vedute di Venezia, di Costantinopoli, bombardamenti del 48, c'è un pittore di vedute, non di ritratti, sì, figurine, macchiette, e questo è l'unico ritratto che nel 23 entra in mostra per volontà del nipote, che dice che questo è l'autoritratto, lo impone, questo signore muore nell'84, il quadro viene poi comprato da una banca, viene lasciato in deposito come l'unico ritratto di questo grande maestro. Studiando con l'aiuto anche dei collaboratori dei conservatori di Capesaro, andare a fondo proprio con questo occhio un po', facendo l'attack nelle cose, anche con una volontà di scoprire quello che, come dire, con cattiveria, no? Quello che era stato scritto, quando poi diciamo quello lì non mi piace come scrive, andiamo a vedere in fondo, andiamo a vedere che alla fine le vecchie fotografie del 48, quando ci fu la mostra del 46, dopo la guerra, mostravano la lastra a rovescio, si vedeva in controluce una firma occultata sulla pancia, devi dire Cornier, siamo andati a trovare Corniente. Cornienti era il nome di Rubino Cornienti, pittore di Pavia, amico di Ippolito Caffi, che gli aveva fatto il ritratto, troviamo che gli aveva fatto le caricature, aveva usato questa testa per inserirlo in altri suoi quadri, perché ci metteva gli amici, quindi si riconoscono altri artisti, tra cui lui, messo un po' la stessa testa, e quindi non è più
il veneziano ipografico, ma è un pavese che si chiama non è che è stato, come dire, immediatamente abbia divertito, diciamo, il mondo degli storici dell'arte e neanche dei proprietari, come in certi casi, no? Quando dicono, ma questo è un Hayez, si diceva che sì, non è Hayez, è Cherubino, no, questo era Rillosi, pittore bergamasco, di cui trovi tutti i documenti. Ma, come dire, la scienza va avanti, ma non bisogna, come dire, fermarsi sul fastidio che devi disturbare i vecchi proprietari. Bisogna pensare che è meraviglioso Cornienti e non è un finto, come dire, Caffi, no? E quindi questo quadro è Cherubino Cornienti. Bene, verso la modernità, questo vedete come, ecco, vedete quello che vi dicevo, qui abbiamo un quadro di Giacomo Casa che non è in mostra perché era stato messo, è un particolare di un quadro grande, neo-veronesiano, che mostra come nella seconda metà dell'Ottocento, tornando al Cinquecento o al Settecento, la nostra Venezia si va ad inchinarsi non a una figura appunto veronesiana, ma a Vittorio Emanuele II. È il retour del passato, Trombone e Pompier, di un mondo che però ci fa capire come questo secolo, dall'inizio dell'8 fino al 1866, va letto anno per anno con disinvoltura e anche onestà, ecco, che implica però umiltà soprattutto, e l'umiltà è contrario, è il contrario del senso della fede, cioè la fede è il contrario della libertà intellettuale. I sacri testi non dovevano essere contraddetti. Noi studenti cioè noi studiosi, non potevamo permetterci di contraddire quanto detto dal maestro del maestro, perché ormai le generazioni, io sono già vecchio io, figurateci, quelli, no? Dovevi ripetere, dovevi virgolettare, si virgoletta quello che ha detto, ma non farei mica contraddire, contraddico, ha detto una scemenza, non poteva, scemenza perché non poteva alla sua epoca perché aveva dei pregiudizi. Adesso, dopo 80 anni, 90 anni, bisogna ammettere che l'Ottocento non è il secolo freddo accademico e che il Settecento è solo colore e dolcezza, e che non è onesto il Settecento e mortifero l'Ottocento, cioè è mortifero perché è dipinto, ha ridato la vita ai morti, ma l'idea era molto diversa di parlare di morte, era semmai di ridare vita. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo... No, questa è l'ultima sala, che è quella scura, diciamo quella del Bordeaux, del colore che i Savoia scelgono come, dopo il colore pompeiano, il colore dell'unità d'Italia. Tutti gli ambienti, i palazzi a Roma erano stati dipinti di rosso scuro, no? di Bordeaux, perché è il colore il rosso pompeiano, ed è il colore che è di base all'uso della fotografia. La fotografia, come abbiamo detto, diventa un utilissimo, fondamentale alleato della pittura, perché permette di essere una base sul quale l'artista lavora, come aveva lavorato con il disegno precedentemente con l'Accademia. Quindi lo studio ecco, questo vi faccio vedere come una fotografia rimanda alla morte, no? Cioè, io l'ho messo questo perché di solito vedete un alpino così, immediatamente uno dice cacchio, questo no, è morto, perché erano le fotografie. Peccato che sia io 40 anni fa, che sono ancora vivo, ma vi faccio vedere come immediatamente la fotografia vi rimanda all'assenza, vi rimanda al caro estinto. Quando io feci 42 anni fa l'ufficiale d'artiglieria montagna, ci fecero fare la fotografia, perché la fotografia serviva che se io fossi morto, io ero comandante delle scuderie, proprio i muli, proprio gli alpini, sono un ultimo avanzo del XIX secolo, però quando ci facevano fare le fotografie, perché dicevano, bene, sei una uccisa, se muori è già pronta la fotografia, perché la fotografia e il ritratto era figlio di questa mentalità. Quindi ogni volta che mi guardo devo dire, sono ancora a colori, ecco. Sono stato in bianco e nero, adesso sono a colori. Allora, questo vi faccio vedere perché, tornando al problema della morte, l'ho messa perché questo è un quadro che è di Udine, è un quadro che è stato detto dagli studiosi, dove il giovane Odorico Politi, pittore, era andato a Roma a dipingere il genio di Canova, è ispirato. E dico, ma cacchio, questo è un quadro che è ispirato da un'incisione di Canova di 20 anni prima, e dove, se Canova avesse visto quella pupazza, avrebbe gridato vendetta al cospetto di Dio, e infatti... No, questo è il ritratto fatto, e dico, peccato che ho trovato i testi canoviani dove si dice che Odorico Politi, 2 anni, l'anno dopo la morte di Canova,
per fare la messa in chiesa a Udine per commemorare il grande maestro, fece in 2 giorni il ritratto ispirato usando le incisioni, e quindi è un ritratto post mortem. Fino adesso, se voi leggete le schede dei musei, l'argomento, le monografie, il genio del pittore che immortala l'artista quando va a Roma nel 1808. Se uno sa che cos'è il 1808, Canova non aveva neanche tempo di ricevere Napoleone, figuriamoci, andava il ragazzino giovane, dice mettiti in posa caro, mentre fa quella terribile pupazza di Creta che Canova gli avrebbe tirato 2 sberle se avesse visto una roba del genere. Chiaramente ecco, questi sono i ritratti, vedete, i pezzetti che poi vengono montati nel quadro. Ecco, per quello. Busto del conte Papadopoli, i busti, cioè chiaramente ispirati alle fotografie. Queste sono cose fatte da artisti validi, ma un anziano non si metteva in posa, lo fai quando ormai devi ricordare, come dire, chi non c'era più. Il Papadopoli, e poi l'ultima sala che è, per esempio, questa è la sala di Favretto, come dire, per Barbantini è il ritorno un po' alla gloria del Settecento, è il pittore che viene rivalutato, no? Però è un grandissimo maestro, è un grandissimo protagonista degli anni 70, anche lui muore giovane, quindi c'è tutto un aspetto romantico. Morire giovani è l'ideale per un artista, se muoiono durano tanto, oppure sono ricchi, potenti, tutti. Voi pensate a chi va di moda? Frida Kahlo perché era una sfigata, aveva il busto, Van Gogh si taglia l'orecchio, Caravaggio muore spiaggiato, Artemisia Gentileschi menata. Cioè piace, come dire, nella tua poltrona il dramma è un po' fini tristi. Raffaello, che si squarciano i cieli quando muore, gli artisti, come dire, onorati, glorificati, danno un po' fastidio, cioè, perché questa gloria in terra non è quella dei cieli, perché se tu sei felice in fondo non va bene. Quindi è sempre un retaggio, e torniamo a quel concetto religioso. E quindi per esempio quel meraviglioso ritratto di carico di questa pittura impressionista quasi, no? Di Angelo Levi, il proprietario del Palazzo Levi è alla Fondazione Levi, un personaggio importantissimo della storia della civiltà veneziana dell'Ottocento. Forse l'immagine dopo mostra, no, questo forse l'immagine dopo ancora, ecco la fotografia. Cioè il ritratto è stato realizzato usando la fotografia, ma la fotografia ti rimanda all'assenza, il ritratto ti manda alla presenza. Il quadro ti dà vita, la foto è uno che non c'è più. La foto è morto, il quadro è vivo. Questo è il concetto nel quale noi dobbiamo entrare. Però è chiaro che non è il problema più la morte, cioè il problema è ciò che sottende, e quindi il rapporto fotografia che parte negli anni 40 a Venezia già in anticipo rispetto ad altre capitali, cioè è proprio questo dire presidente dell'Accademia Selvatico Estense suggerisce, scrive dei saggi insegnando e spingendo gli artisti ad usare la fotografia, perché è un nuovo strumento, come potevamo noi usare l'ologramma, la tridimensione, internet, cioè non so, oggi, quindi non è che quando infatti dico a qualcuno la fotografia, diciamo come la fotografia, allora non è un grande artista, non è che è ispirato romanticamente, impressionisticamente come la pittura en plein air, non c'è niente di en plein air, anche i quadri di en plein air venivano dipinti in gran parte in studio. Quindi adesso questa è un po' una carrellata che serve per, ecco arriviamo a chi l'ha visto, cioè il carrellata di un modo per rileggere questo secolo togliendoci le catarate e volendolo sfrondare dei pregiudizi del secolo successivo. Quindi noi abbiamo studiato un secolo, ne abbiamo studiati 2 di secoli alla fine. Allora questo chi l'ha visto è un appello a tutti voi, perché ci sono dei quadri di cui noi abbiamo... Non l'avete? No, questo mi sa che è finito. È un quadro di 2,5 metri per 1,40 metri. È il quadro di cui abbiamo trovato la fotografia. Ho trovato la fotografia, e che rappresenta il duca Guglielmo Bevilacqua, quadro che fu dipinto a Capesaro. Non fu capito già chi era, si pensava fosse Teodoro Mattini l'autore. Ho trovato che è questo Giovanni Galli,
pittore milanese che viene a dipingere il ritratto del padrone di Palazzo Pesaro nell'Ottocento, il fratello della Bevilacqua La Masa, lui è Giancarlo è Guglielmo Bevilacqua, un criminale, una storia molto romantica, divertente di lui, muore giovane, un disgraziato, un mistificatore, però si fa fare questo meraviglioso ritratto che poi sta a Venezia in deposito, poi torna nel castello Bevilacqua di Verona, alla fine viene venduto dagli antiquari negli anni 60. Parlo con un vecchio professore che se lo ricorda, insomma vengo ad arrivare a trovarlo che è finito a Palermo, probabilmente è finito in Telemarket, un quadro che quindi io adesso mi farò aiutare dai carabinieri per vedere, perché è un quadro iconico di Capesaro, è il simbolo dell'Ottocento veneziano alla fine e che si spera di ritrovare in qualche maniera. Questo è un quadro di cui ho trovato fino a una foto a colori che aveva un antiquario, ma ci sono altri quadri che sono stati fotografati nel 1923, messi nel cataloghino, e erano stati fatti 50 foto dallo studio Fiorentini, qualcuno 30 finirono nel catalogo, altri in qualche giornale. Di quelle 30 certi erano quadri noti, una serie di altri quadri sono quelli che noi di cui abbiamo la foto e abbiamo schedato come quelli di cui non c'è la foto ma di cui abbiamo notizie, quindi il catalogo è carico di tutte le foto, di tutti i quadri esposti, di quelli citati da Barbantini più quelli che noi abbiamo aggiunto, in modo tale che possa essere l'occasione per ritrovarli. Quindi noi abbiamo tante volte un quadro di cui bisogna ritrovare la storia, oppure la storia senza il quadro. Questo è uno. Questo è un quadro che era considerato da Sebastiano Santi, invece è di Lodovico Lipparini, il ritratto di questo Faccanon, che era il proprietario di Palazzo Faccanon, dove c'erano le poste, che era stato anche sede del Gazzettino. Quindi adesso farò col Gazzettino, ho già parlato col direttore, un chi l'ha visto, tipo la domenica, dove mettiamo una foto, raccontiamo la storia, e questo quadro può darsi che era finito nella ditta Ungania nel 1923, che sia finito in qualche casa di veneziano. Quindi è un quadro importante, quindi ve li faccio vedere. Questo è un quadro di Giacomo Casa, che rappresenta i due fratelli Piccio. Non è trovato, abbiamo la storia, chi sono i due bambini, li troviamo. Questo è il fratello di Natale Schiavoni, di Felice Schiavoni, dipinto come quello che era, avete visto prima con l'altra tavolozza, e suo fratello, quadro meraviglioso dipinto dal padre. Di questo siamo riusciti a costruire tutta la storia della discendenza fino a che siamo arrivati a sapere che è stato rubato in casa nel 2018 dai discendenti a Roma, come gli altri quadri. Quindi sapete, ci sono anche, come dire, le sfighe. Arriviamo prima, quindi non è stata fatta la denuncia, ma non è stata fatta la fotografia. Adesso vediamo se i carabinieri ci aiutano a ritrovarli. È come dire ormai diventa una mia ossessione, no? Quella come per le figurine, no, Panini, li voglio tutte, voglio tutti. Altro quadro importante di questo Coso Redusi, questa è una storia. Il dottor Levi era un medico importante, vedete nella stessa posa messa come il conte Cicognari di Parini, ma diventa uno stile, e viene rappresentato questo dottor Levi che era il nonno del dottor Iona, quello che si suicida per non dare tutto l'elenco, è lui che lo presta alla mostra. Quello che succede nella sua collezione, tutti i libri sono finiti all'ospedale. Questo quadro, ho contattato i discendenti, questo quadro è ancora introvabile, ma da qualche parte, se non è stato bombardato, ma non credo, perché Venezia non hanno bombardato, è a casa di qualcuno. Quindi far girare le immagini è l'unica maniera, perché sarebbe un altro capitolo. Le storie le abbiamo, ma l'immagine, cioè l'oggetto torna a vivere. La foto è l'assenza, il quadro è la presenza. Siamo già andati, tutto abbiamo studiato, ma no, lì andate a vedere, no, andate, ma non c'è il quadro, tutti quei quadri, quei libri dietro sono alla Scuola Grande di San Marco, perché lui lasciò prima di morire, prima di suicidarsi, tutti i testamenti. Di questo quadro però di famiglia non si sa. Bene.